Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere la casa prima della ristrutturazione. Qui siamo all'ingresso e stiamo per entrare nella prima camera, che è una ex cucina adibita poi a studio. Ovviamente è una camera bella ampia per quello che posso sperare, per quello che potevo sperare io. È una camera veramente molto molto bella e sto già pensando a come organizzare tutto all'interno, dove mettere l'armadio con tutte le cose di trucco. Ragazzi, io non ci posso credere, sarà la prima volta che avrò tipo una parete intera di armadio con dentro il mio storage trucchi ed è una cosa che veramente mi entusiasma in una maniera che non vi so spiegare, cioè veramente mi fa felice. E dall'altra parte ovviamente ci sarà la scrivania con la sedia. Ovviamente il mio studio in generale è anche tutta la mia casa, quindi non vedo l'ora di filmare anche nel resto della casa. Comunque andiamo avanti con il tour della casa pre-ristrutturazione. E attraverso questa camera, che poi sarà lo studio, si entra sul terrazzo, che è bello grande, come potete vedere, circa 25 metri quadri. Ovviamente sto già pensando a cosa farci qui sopra, Io vorrò mettere sicuramente tanto verde, tanti fiori, ma anche qualche erba. Non vi svelo di più perché io già so cosa verrà, abbiamo già fatto tantissimo lavoro e non vedo l'ora di mostrarvelo. E da lì ritorniamo poi al corridoio, questo corridoio è abbastanza lungo, e entriamo nel primo bagno che ci troviamo qui a destra, che è il bagno piccolo, cosiddetto piccolo, il bagno secondario diciamo, che rimarrà più o meno tale e quale, nel senso che sarà il bagno ospiti / lavanderia, quindi metà bagno, perché è molto lungo. Le case vecchie avevano queste stanze molto lunghe e strette, quindi stiamo cercando di ottimizzare gli spazi, e quindi la prima parte a sinistra dove c'è la vasca, sparirà la vasca e ci sarà una piccola lavanderia, mentre la parte a destra in fondo ci sarà la parte diciamo bagno con dei sanitari ridotti, quindi ottimizzati per lo spazio, e una doccia in fondo. Vieni, andiamo ad aprire le altre finestre, vieni qua. Questa invece è l'altra camera, che era la cameretta, penso di uno dei figli della famiglia che viveva qua, e che io renderò invece a salotto. Dico salotto e non soggiorno perché il divano in questo caso è separato dalla zona giorno. Cioè praticamente nella cucina ci sarà l'ambiente aperto con la sala da pranzo, ma non un divano, che sarà in questa stanza qui. E questa stanza è molto bella e particolare perché sarà sia salotto, sia camera eventuale di ospiti, perché avremo appunto un divano letto, sia sala cinema proprio, e sala lettura. È una stanza multifunzionale. A me piacciono moltissimo le stanze multifunzionali, soprattutto se non si ha una casa da 500 metri quadri, nonostante questa sia molto grande rispetto alle nostre aspettative, quindi è più di 100 metri. Questa è la stanza invece della cucina, appunto sala, che si divide appunto su due lati ed è molto grande, poi ve la farò vedere per bene. E dal resto del corridoio si accede poi alla camera da letto, che è bella grande. Non abbiamo potuto fare una cabina armadio perché la nostra ristrutturazione iniziale era molto più complessa, l'abbiamo ridotta tantissimo per attenuare i costi. E poi abbiamo deciso di tenere la camera appunto ex camera da letto, renderla attuale camera da letto, ovviamente cambiando tutto dopo la ristrutturazione, tutto l'arredo, e ricaveremo uno spazio, comunque un angolino diciamo così, in ogni caso che sia ricordi un po' una cabina armadio. Ma non vi svelo niente perché vi dico tutto con calma, non vi voglio dire tutto perché sennò non c'è gusto. Questo è il tour che ho fatto con Vanilla, non so se vi rendete conto. Una parte di questo tour praticamente l'ha fatto l'assistente dell'ingegnere, di cui ho coperto sia volto che voce, per quello che sto facendo il voice over su alcuni dei spezzoni di filmato diciamo della casa come era prima, che non sono riuscita a fare io ho fatto solo quelli tra virgolette emozionali con Vanilla, che potete vedere in seguito, che vedete man mano che ispezioniamo ogni stanza. Quindi questo è il bagno grande.
quello che sto vedendo anche adesso insieme a Vanilla. Il bagno grande sarà pressoché identico, tranne che appunto la disposizione interna. Io ovviamente so già come verrà, perché adesso ci sto vivendo, anche se mancano alcuni pezzi. È luminosissimo, gli abbiamo dato una luce, raga, pazzesca. Non vedo l'ora che lo vediate, come non vedo l'ora che vediate tutta la casa. E fantastica Vanilla. Sì, lei è stata quella che sta ispezionando tutto, perché voglio dire, è la principessa della casa, quindi deve approvare, è stata lei ad approvare questa casa oltre a noi, quindi sono felicissima. E vi dicevo, sto facendo il voice over sopra i video dell'assistente dell'ingegnere, perché è stata più precisa di me, ovviamente. Io mi sono fatta prendere dal momento, dall'emozione, non sono stata molto precisa. Qui abbiamo l'altro bagno che vabbè è da demolire, perché poi si unisce a questo e si unisce a questo e diventa tipo, vabbè, anche il corridoio diventa appunto cucina e soggiorno. Ecco, qui blocco perché non è vero, tutto questo doveva venire appunto zona cucina e salone diciamo, e invece è venuta diversamente, l'abbiamo lasciata così. Diciamo che l'unica grandissima differenza rispetto alla ristrutturazione iniziale che volevamo è che non abbiamo abbattuto nessuna parete. E qui c'è l'amore mio che sta buttando giù i zoccolini di ceramica, raga, una roba assurda. Però ce la stiamo facendo. E io non vi faccio vedere perché sono in condizioni oscene, anche se vabbè, qui lo specchio super fashion. Guardate che bella luce qui, questa sarà la camera da letto. Anche qui avete potuto capire che non è venuta più la camera ma la cucina, e sono molto felice di aver fatto questa scelta, ma capirete in seguito perché. Ma a parte che la luce è pazzesca per una cucina. Siamo molto contenti. Io recupererò queste due lampade che secondo me sono stupende e la farò restaurare, ne metterò una tipo in studio e l'altra in camera da letto. Questa è l'ultima stanza piccola della casa, che appunto era un ripostiglio, rimarrà un ripostiglio, metteremo degli scaffali e sarà insomma dove andranno tutte le cose che utilizziamo meno della casa. Ciao! Di ciao! Stiamo togliendo tutti i zoccoletti mentre facciamo anche con il lavoro, perché ci ha detto l'ingegnere che insomma togliere già tutti i zoccoletti, toglieremo anche le porte e forse anche i termosifoni e i mobili, insomma ci fa risparmiare un bel po'. E niente, noi oggi così, Vanilla con noi, ciao! Ti vedi dopo, va? Luciano sta togliendo tutte queste porte. Abbiamo tolto addirittura il plafone, diciamo, il polistirolo al plafone lì in alto. Stiamo togliendo le luci e tutti gli zoccolini, sia quelli di legno che quelli di ceramica che ci sono, tipo questi. E insomma quello che si può, e qualcosa lo recuperiamo addirittura dalla casa, anche questo armadio per fortuna, quindi alcune cose effettivamente riusciamo a recuperarle e a metterle in casa nuova. Ciao ragazzi, tra 40 minuti, ciao, aspetta che devo girare la camera, Maro, amore mi aiuti, ecco, tra 40 minuti abbiamo la telefonata con l'ingegnere e dobbiamo assolutamente decidere il layout della casa. Queste sono le ultime 3 cose che abbiamo a confronto, anche se onestamente io questa fatta dall'architetto non la considererei. E volevamo un vostro parere, io in particolare volevo un vostro parere. Allora, io sono fissata con l'apertura in casa, che mi piace che ci sta l'apertura totale da una parte all'altra della casa, quindi all'inizio avevamo optato per questo ripostiglio centrale, qui c'è questo piccolo disimpegno e qua
In camera da letto però c'hai a doppia porta, una che entri direttamente dal soggiorno e che quindi quando vuoi aprire qua e aprire qua, per dire, c'hai proprio luce e aria che ti entra da una parte all'altra della casa, e l'altro invece che entri di qua, ti ritrovi la cabina armadio di fronte, di qua vai in camera da letto, di qua invece vai in bagno grande, qua bagno piccolo, lavanderia, studio, soggiorno, insomma questa è. La seconda opzione è identica uguale, l'unica cosa che cambia è che la parete qua, invece di lasciarla aperta, che quindi c'hai l'entrata in camera, a sto punto chiudi e rimane solo ed esclusivamente questo disimpegno qua tra le varie stanze. Qui addirittura tiri giù un muretto, così quando entri non entri direttamente sui cuscini, che a me è una cosa che pure qua non è che mi fa impazzire, per cui entri di qua e non sei nemmeno costretto ad entrare in camera, come succede in questo caso, per andare nel bagno grande, ok? Tu qui c'hai il disimpegno che entri direttamente nel bagno grande e poi in camera, mentre qua, se ci fate caso, entri prima in camera, che per carità comunque fa parte della porzione di cabina armadio, ma comunque devi entrare in camera, e poi nel bagno grande. Quindi qua questa cosa, il ripostiglio diventa più grande, vedete? La cabina armadio si può chiudere, a differenza di qua. Hai anche una parziale, diciamo, maggiore forse privacy, perché il letto sta a fianco alla finestra anziché stare a fianco alla porta finestra, che comunque c'hai la cabina armadio di fronte, ma voglio dire, tiri una tenda, qui secondo me è meno importante che il letto, non lo so. E poi qua rimane tutto uguale. E questo è quello che invece ha fatto l'architetto, che a me non mi convince per niente, ma già la conoscete, che ha questo disimpegno gigantesco, addirittura il divano che dà le spalle alla luce, che non esiste proprio, un ripostiglio a parte, vabbè, qui c'è un casino che a me non piace, quindi non sto nemmeno a commentare. Quindi per me la scelta sarebbe tra questi due. Dici un po' la vostra. Questo è tutto, ci vediamo alla prossima ragazzi, al prossimo episodio, spero che vi sia piaciuto questo video. Vi mando un bacio, un abbraccio fortissimo, grazie mille per aver guardato questo video.